Questo campo lo conoscevi, quindi hai trovato subito le misure. Sì, non tantissimo perché mi sono rotto il malleolo la seconda giornata di campionato quando sono giocato qui, avrò fatto 2 o 3 partite, però dai, oggi abbiamo fatto una grandissima prestazione, come avevo detto a sabato eravamo avvelenati e l'abbiamo dimostrato in questo primo tempo dove abbiamo dato veramente tanto contro un'ottima formazione. Ci descrivi un po' le tue marcature. Ma il primo è un gol penso di rapina, ho messo il piede davanti, poi basso lì ha calciato giusto dove c'era il mio piede e è andata dentro. Il secondo ho visto Tagliani, il difensore centrale loro, aspettare prima di staccare di testa, allora ho pensato di fare questo pallonetto vedendo anche il loro portiere fare questa uscita. Quest'anno è sicuramente per te davvero una bella stagione in cui riesci a realizzare anche con continuità. Sì, è un anno dove sto trovando anche minuti e il gol è il coronamento anche per il sacrificio che sto facendo io e stiamo facendo insieme ai miei compagni. Siamo un gruppo fantastico e venivamo da un periodo in cui magari abbiamo raccolto meno di quello che avevamo seminato. Oggi era importante vincere e ci siamo riusciti. In attacco da un paio di domeniche c'è Kirillov, vi sta dando una mano sicuramente sulla fascia sinistra. Ma davanti abbiamo diverse carte a disposizione per far bene in questa categoria e abbiamo attaccanti di livello e i gol stanno arrivando con continuità. Anche la soluzione del trequartista Margiotta, insomma. Sì, ma era già da un po' che provavamo a giocare col trequartista e Margio lo sta facendo molto bene. Adesso c'è la pausa, poi sulla carta, diciamo sempre sulla carta, una partita giocata in casa che potrebbe dare ulteriori punti, bisogna andare pian pianino, abbiamo visto che in questa fase di stagione tutte le partite non sono facili. Sì, è un girone di ritorno che come tutti gli anni è più difficile rispetto alle partite a girone d'andata perché ci si gioca tanto e i punti iniziano a essere più pesanti, ci sono molti scontri diretti essendo la classifica molto corta, quindi ogni domenica ci può essere ogni sorpresa. Bisogna mantenere la calma adesso e soprattutto imparare dagli errori che abbiamo fatto dall'inizio del campionato ad oggi e mi sembra che non c'è altro da dire perché oggi abbiamo fatto una partita stupenda e è il merito del lavoro che facciamo ogni settimana. Insomma un passo in avanti per trovare un posto nei playoff. Sì, sì, l'obiettivo è quello e speriamo di arrivarci e di essere tra le prime 5 a fine anno.